200 misti maschili, prima serie appena partita. A seguire ci saranno le staffette, 2 serie della staffetta 4x50 mista femminile e poi le staffette maschili a stile libero, ancora 2 serie. Dopodiché le premiazioni per concludere questa sessione mattutina di gare. Subito davanti Mattia Zuin, che oltre a essere campione italiano giovanile dei misti e anche campione italiano giovanile della farfalla, si prende il passaggio, quindi più veloce, 26 e 25 a oltre un secondo tutti gli altri, con Giovanni Coan, compagno di squadra del Nottoli Nuoto, che nuota in corsia 6 in seconda posizione dopo la farfalla. Il dorso è favorevole, anche questo stile a Mattia Zuin, davvero atleta completo e eclettico, che passa ora a metà gara con 57,31. Vira ora Gilberto Sottana 1.00.36, poi Coan 1.00.81. Una gara di alto livello, il primato del meeting porta la firma di Andrea Toniato 2.05.17, nuotato nel 2008 al meeting di Halloween. Soffre un po' la rana Zuin, ne approfitta Sottana, risale anche Cervi, bronzo ai giovanili nei 200 rana, Sottana in 3, Cervi in 5, compagni di squadra del Veneto Banca Montebelluna che recuperano qualcosa. È in lotta per una medaglia anche Riccardo Zampetti, giovane classe 97, ma bronzo ai giovanili nei misti. Zampetti in quell'occasione aveva nuotato 2.08.52. Intanto Mattia Zuin, scatenato, continua a condurre, è sicura la sua vittoria. Allora andiamo a vedere il responso cronometrico. Mattia Zuin 2.05.63, sfiorato il primato del meeting che resta ad Andrea Toniato. Riccardo Cervi è secondo 2.08.18 e ben sfrutta lo stile libero nel finale Francesco Peron, che chiude in terza posizione. Quindi Peron terzo, Cervi secondo, vincitore di questa gara Mattia Zuin. Sono 2 le